già parlato ieri, lo Stromboli ieri ha eruttato. Ancora, fortunatamente, anzi, le vittime purtroppo è stata solo una persona, mentre un suo amico è riuscito a salvarsi. Difatti ha dichiarato anche che pioveva proprio, diciamo, fuoco, come ha detto il ragazzo, e questi erano due amici brasiliani, in effetti, ciao Christian, che stavano facendo un'escursione sullo Stromboli. Purtroppo il suo amico non ce l'ha fatta perché stesso il vapore, le esalazioni del fumo. Ciao Alessandro, non ce l'ha fatta a livello, diciamo, respiratorio. Quindi diciamo che il ragazzo ha detto che è stato miracolato, che con tutta la pioggia di fuoco che cadeva. Ciao Alessandro. Fortunatamente lui è riuscito a salvarsi anche se il suo amico purtroppo non ce l'ha fatta. Gli esperti hanno innalzato il livello a giallo. Certo, sì, un saluto a Luca, l'amico di Christian, certo. Quindi hanno passato il livello di allerta da verde a giallo e intanto continua il lavoro dei vigili del fuoco per spegnere i focolai che vengono, diciamo, prodotti dalla cenere, diciamo, da questi papilli di lava che comunque ancora colpiscono le zone circostanti del vulcano. Quindi molti sono scappati dall'isola, ciao Francesca, per paura e altri invece sono rimasti. In effetti hanno preparato una nave grande che in caso di eruzione più forte di cosa sia possono evacuare il resto delle persone che stanno ancora sull'isola. Ciao Manuela, ciao, buonasera. Quindi hanno messo questa nave grande sul porto che in caso di eruzione, ragazzi, ciao Alfonso, riescono ad evacuare tutte le persone che sono presenti sull'isola. Era Salerno, era la piazza della Concordia in effetti. Era un po', diciamo, dopo la lungomare, ma giusto 100 metri dopo la lungomare di Salerno. È di fronte all'hotel Salerno, quindi è Salerno Centro. Quindi gli abitanti sono già pronti al lavoro per sparare tutti i deriti che sono stati portati dall'esplosione, perché ci sta un manto pieno di cenere in tutta, diciamo... No, no, sono andato a fare un giro così, ho visto il mare bello e ho fatto una diretta così. Ma no, non ho fatto il bagno, volevo tuffarmi la verità, ma ci stanno i scogli sotto, quindi no. Grazie Sonia. Quindi ragazzi, l'allerta continua, l'energia è stata riallacciata in tutta l'isola, purtroppo c'è stata questa persona che è morta, che era un brasiliano, mentre il suo amico non ce l'ha fatta purtroppo. Molti stanno... Sì, sì, non ti preoccupare, devo vedere solo la situazione del Vesuvio come sta, anche se questi, diciamo, geologi sono preoccupati perché potrebbe anche mettersi in gioco anche l'Etna dopo lo Stromboli, quindi è una teoria. Vabbè, viene. Quindi è una teoria che potrebbe anche, diciamo, far partire l'Etna come eruzione, che lo Stromboli sia collegato anche ai terremoti, diciamo, oggi ci sono stati due terremoti sull'isola, diciamo, dello Stromboli in effetti, quindi possono pensare che possa anche toccare un po' l'Etna o il Vesuvio, ma queste sono solo presupposizioni, quindi non hanno detto che ci sta una probabilità che forse si possa tipo innescare qualche cosa verso il Vesuvio, verso l'Etna. Speriamo non succede niente. Dopo già quello di ieri che non è nulla in confronto a se fa un'eruzione. E invece io sull'altra parte ho letto che c'è sta non un collegamento, loro hanno detto potrebbe svegliarsi il Vesuvio o l'Etna, dato il tremore che ha provocato lo Stromboli, e dice che ci potrebbe stare anche uno tsunami. Ciao io. Quindi un'onda anomala sott'acqua in effetti che partirebbe, però è sempre un'ipotesi ragazzi, loro parlano sempre solo di ipotesi. Purtroppo non possono giustamente dire se quando finirà o se finirà, quindi l'allerta ci sta e per ora è gialla.
però se continua così passerà a rossa, quindi per il momento rimane gialla, però se continua così, perché poi lo spazio aereo qui non si potrà volare perché il cielo è coperto di, diciamo, di detriti in effetti. Sì, Alessà, perché chi dice una cosa, chi dice un'altra, chi dice che è collegato con l'Etna, chi dice che è collegato col Vesuvio, diciamo in effetti non sono tutti d'accordo su questa cosa. Però per il momento facciamo corna, non è successo niente da nessuna parte, quindi purtroppo solo a, diciamo questo qua, allora a Stromboli è successo. Quindi ancora i residenti stanno sull'isola, hanno questa nave a disposizione, bravo Alessandro, che in caso giustamente che ci sia un casino tutti quanti possono, diciamo, andare via. Quindi in effetti hanno messo questa nave molto grande a disposizione dei residenti. Eh sì, lo so, grazie, qui è un casino pure sui commenti, vabbè, ma non fa niente, non ti preoccupare. Quindi ragazzi, per ora questi sono gli ultimi aggiornamenti. Sì, sì, ma pure io l'ho detto, con Vesuvio sicuramente non credo, forse con l'Etna più probabile, anche perché diciamo è vicino. Poi ho letto su un articolo che avevo, diciamo, vagando su internet che ieri, guarda caso, ci stava un UFO che volava sullo stretto di Messina e lo, diciamo, Stromboli. Questo ragazzo ha ripreso questo UFO, ragazzi, però non posso giustamente metterlo su YouTube perché quella è privacy e quindi non posso metterlo. E quindi hanno visto questa palla muoversi quando è successo il fatto dello Stromboli, che stava sul, diciamo, lo stretto di Messina e lo Stromboli, questo cerchio rotondo che poi è andato via. Giustamente tutti quanti hanno detto era un UFO, un UFO. Guarda caso, ogni volta che succede qualche cosa, no, ma sai che cos'è? Adesso ogni volta che succede una tragedia, facci caso, dopo esce sempre qualche video che ci sta qualche... Ciao Alessandro, ciao. Qualche video che ci sta qualche oggetto non identificato che stava nei, diciamo, nei paraggi, quindi come se vedessero, non lo so, boh, quindi è sempre, diciamo, purtroppo quei video, capì, possono anche manipolare, fare cose, dice, però non puoi dire mai se è un video vero oppure se l'hanno falsificato, anche perché non ci sta sta tecnologia per vedere se è falso o no, quindi non posso, ho visto questo oggetto in questo video, però sinceramente con le tecnologie che ci sono ora possono fare tutto con i video, quindi era giusto per divagare un po'. Quindi ragazzi, per ora l'allerta è gialla, rimane ancora gialla. Se ci sarà un peggioramento o un miglioramento, comunque farò sempre un aggiornamento finché, diciamo, non si sistemerà, diciamo, la situazione. Sì, Alessà può essere tranquillamente un FAQ, quindi non mi meraviglio, perciò ho detto, l'ho detto tanto per divagare un po', ma non possiamo dire se è vero oppure no. Oppure hanno sfruttato sta cosa dello Stromboli per fare questo video. Diciamo è tutto, questo ci può anche stare. Giustamente ieri ha fatto lo Stromboli e tutti quanti, mo chi fa l'UFO, chi fa la cosa per fare, diciamo, notizia. Ragazzi, vi auguro una buona serata. In caso di altre notizie provenienti dallo Stromboli, io vi farò un aggiornamento. Come ho fatto ieri, ho fatto pure oggi. Quindi ci sentiamo più tardi o domani, poi dipende dalle notizie come vanno. Vabbè, ciao Alessandro, ciao, grazie, ciao Francesco, ciao, buonasera a tutti ragazzi. Un saluto da Salerno a tutti, ciao.